Poi il solito affollamento al limite dell'area. Vediamo cosa proporrà Joaquin Vizzosero, maglia numero 7. Due uomini in barriera, attendiamo il fischio di Davola, che arriva in questo istante, parte Vizzosero, palla al centro dell'area, esce, perde palla, attenzione, ed è gol da parte delle Montelepre! In corso del primo tempo, battuta la punizione, giro, intervento davvero bellissimo da parte di Bordignon sul primo palo, la punizione velenosa da parte di Novara. Ora Butera chiude Castigliola, giù Butera, attenzione al gioco che prosegue, non fischia l'arbitro, poi Rostomando per Drago, pallone per Ferraro, si accentra ancora Ferraro, la mette nel mezzo, Corrao, grande occasione, Montelepre vicino al raddoppio, poi è Rossomando che salta e aggira l'avversario, propone Ferraro, tocca con l'altro piede, grande occasione per Salvatore Ferraro. Adesso prova Novara, maglia numero 7, prova a fare buona guardia, occhio qui, perché il Valdedice ha avuto su questo cross di Novara, Butera ha avuto la palla dell'1-1, sul pallone c'è sempre Cucinella, maglia numero 10, prende la rincorsa, tiro a giro, è pericolosa da parte di Cucinella, ha sempre il piede caldo il 10 nero-verde, battuto il calcio d'angolo, palla in aria, saltamentante, e poi è Conventi che interviene in chiusura, battuto il calcio d'angolo, palla in aria, salta Gambino, il 2-0 e lo firma lui, Alessio Gambino, che va a prendersi l'abbraccio del pubblico di casa, è 2-0 e gioia incontenibile al Dompino Puglisi. E poi Vizzosero non ci arriva su questo pallone, ancora Butera prova a servire centralmente, attenzione a questo pallone, la traversa da parte del Valdedice che va al 19esimo, vicina al gol con Nieto. Vizzosero, serve Giuliana, prova il tiro Giuliana, smanaccia Fagotto, Giuliana vicino al 3-0.